Buonasera a tutti, un grande piacere dare il bentornato a Roberto Andò. Buonasera. Grazie. Roberto, bentornato, sei già stato con no. noi, con molti dei tuoi film, ed è veramente un piacere ritrovarci qua questa sera in una sala gremita, in una sala che ti ha accolto con un grande applauso. E dobbiamo confessarlo, adesso io e Roberto abbiamo raggiunto appunto Cinema Zero in macchina e la nostra chiacchierata è stata piacevolmente interrotta veramente un sacco di volte da una serie di messaggi, di telefonate, non dico chi ti ha chiamato se no per la privacy, mi dicono parole, di persone che avevano visto il film e che ti hanno voluto così subito, immediatamente chiamare, mandare un messaggio, raccontare quello che questo film evidentemente gli ha dato uscendo dal cinema. E c'è proprio questa dimensione che credo sia centrale e che forse è l'unico elemento che ti allontana da sei personaggi in cerca d'autore. Un film che piace subito la prima volta, non servono cose in sala. Come hai vissuto questo grande entusiasmo che sta accompagnando il film, che è veramente in testa agli incassi? Sei il miglior film italiano che esordisce quest'anno, è un anno complicato. Sì, siamo molto contenti, sono contentissimo di tornare qui e di vedervi così numerosi. E abbiamo vissuto questo periodo in cui abbiamo accompagnato il film insieme al cast, quindi a Salvo Ficarra, Valentino Picone e Tony Servillo, questo abbraccio col pubblico, perché effettivamente per varie ragioni che poi sono sempre misteriose, perché il rapporto tra un film, tra un'opera e il pubblico è una delle cose più belle ma anche misteriose, ci sono tante ragioni probabilmente, e quindi mi ha fatto piacere che è un film che ricostruisce in maniera fantastica e anche il retroscena della nascita di un capolavoro come I Sei personaggi incontri un pubblico così largo, perché lo abbiamo fatto pensando a un pubblico che potesse anche non sapere nulla di questa vicenda, che si trovasse davanti un autore come Pirandello, ma come un essere umano, come un personaggio, anche lui. Quindi, prescindendo da tutto quello che si sa di Pirandello, si abbandonasse al racconto del suo incontro con questa umanità straordinaria che viene dalla piccola comunità di teatranti che lui incontra in questo circondario di Agrigento, che è il luogo dove lui è vissuto, dove lui è tornato e che lui ha rappresentato in tutte le sue opere. E quindi questo abbraccio, poi mi sono anche reso conto che questo è un film sul pubblico, me lo sono reso conto perché tante persone me lo dicono, perché il pubblico, come avete visto, è molto attivo, sia qui al Valle, dove contesta Pirandello e la sua opera, sia nel teatrino amatoriale di Ficarra e Picone, perché interloquisce con chi sta in scena e dice la sua. E quindi mi è sembrato anche quello un segno dei tempi, del destino, come appunto se il film in maniera inconscia, perché non l'ho premeditato, segnalasse il ritorno del pubblico dopo un periodo in cui il pubblico, per motivi ben precisi, si è dovuto assentare. E mai come adesso abbiamo bisogno di un film, di un cinema, insomma, che ci riportino a questa urgenza. E tu hai messo appunto sullo schermo la genesi appunto di quest'opera teatrale. Raccontaci un po' come è nata proprio la genesi del film, anche perché c'è una dedica alla fine del film a Leonardo Sciascia. Ma questo è un soggetto che io avevo scritto molti anni fa, una decina di anni fa, perché mi ha sempre attratto questa, come dire, questa situazione mentale in cui Pirandello ha covato un capolavoro che ha veramente cambiato i destini del teatro. E, ovviamente c'è in questo la sedimentazione di tutto un letture, incontri intorno a Pirandello e al mio rapporto con la Sicilia, perché questo poi in definitiva è un film sulla Sicilia come serbatoio di storie, di umanità, di vicende che in qualche modo diventano mitiche. E io avevo il desiderio di fare un film con Picone e Ficarra. Da tanto tempo ce l'eravamo promessi e non avevamo trovato l'occasione giusta. E durante la pandemia mi hanno telefonato dicendo: ma perché non
approfittiamo di questo momento per che tu scriva questa storia. E io gli ho raccontato questa vicenda, loro si sono buttati spericolatamente su questa materia, perché sono due attori di grande intelligenza e anche che hanno questa voglia di cambiare. E poi ho coinvolto Tony Servillo, perché non potevo trovare un Pirandello diverso da Tony, con cui ho fatto altri 2 film, con cui condividiamo la passione per il teatro, oltre la militanza nel cinema. Quindi c'erano tutti i presupposti perché lui potesse veramente capire quello che volevamo fare. E quando io ho cominciato a scrivere con i 2 sceneggiatori, Chiti e Gaudioso, poi ci siamo mossi molto autonomamente, ci siamo ritrovati anche divertiti su questa materia, che risuonava subito, ma alla fine io mi sono reso conto che c'era qualche cosa, anche un vecchio debito con una persona a cui io sono stato legatissimo nella mia formazione, Leonardo Sciascia, appunto, perché è stato un amico, è stato un maestro ed è stata la persona che forse mi ha spiegato meglio Pirandello, essendo nato in quelle zone in cui Pirandello si muoveva, perché Leonardo Sciascia era di Racalmuto nell'Agrigentino, a 2 passi, paese diciamo anche lì di Zolfare, e noi sappiamo che Pirandello era figlio di un proprietario di Zolfare, tutta la sua vita è passata intorno a questo tema anche disastroso per lui, perché poi la famiglia ebbe un disastro economico. E quindi mi sono reso conto che era un modo per chiudere il cerchio di tante cose e mi è sembrato giusto segnalarlo con una dedica. Chi avesse voglia può leggere queste cose bellissime che ha scritto Sciascia, che sono raccolte soprattutto nella Corda Pazza, un volume di saggi, ma c'è una cosa in particolare che mi colpì, appunto, dopo aver riletto la mia sceneggiatura, in qualche modo averla chiusa, che in qualche modo si lega a quello che avevo imparato da Sciascia. Sciascia dice in sintesi una cosa molto semplice, dice che Pirandello inventa, anzi trova il teatro nella vita, nello scorrere incessante di comicità e tragedia che c'è nella vita siciliana, in particolare di Agrigento, che allora si chiamava Girgenti. Questo scorrere dal dramma al comico, che effettivamente chi è siciliano sa benissimo che è proprio una cosa antropologicamente normale, diciamo, in Sicilia. Qualunque situazione tragica dopo un attimo può diventare per paradosso comica, e è la chiave, diciamo, anche per fare il film. È la chiave che mette insieme già nel cast 2 figure come quelle di Ficarra e Picone con Tony Servillo, che è più consolidato come attore drammatico, anche se già con me aveva fatto un ruolo abbastanza divertente. E quindi da questo punto di vista, insomma, è stata un'occasione per riannodare un filo che vale per me, ma forse per qualcuno degli spettatori Sciascia dice qualcosa. E fra poco li chiamiamo a partecipare, insomma, visto che sono appunto parte del film, come ci ricordavi. Ci hai raccontato di questa anche lavorazione, di questa unione anche artistica, un altro gesto, insomma, di cui ti va dato grande merito. Sullo sfondo, e anche questo l'hai citato molto, della Sicilia, che è quasi una sorta di quarto personaggio, a livello proprio di luoghi, di costumi. A un certo punto dicono, vabbè, ma la gente mica viene a teatro per i costumi, qualcosa arrangiamo. Insomma, qui invece avete fatto un lavoro incredibile da quel punto di vista. È stato complicato? Avete potuto magari sfruttare già dei luoghi, avete potuto girare nei luoghi originali di Pirandello, o non è stato possibile? Sai, questo è un film sul teatro sicuramente, ma soprattutto sull'ispirazione, cioè su questo momento magico in cui un autore, un creatore, attraverso una realtà viva, mette a fuoco meglio la propria idea, che magari è un'idea ancora vaga. Pirandello chiamava la stranezza i 6 personaggi prima ancora che lui le avesse messe a fuoco. Quindi nelle lettere con certi interlocutori diceva: ho in mente una stranezza che non so dove mi porterà.
Allora, un po' una stranezza è tutto il film, e questa stranezza è la tonalità con cui ho voluto rappresentare la Sicilia. Un po' perché credo che sia il tono che si ricava anche leggendo le opere di Pirandello, e un po' perché io la vedo così, cioè un luogo caotico dove però appunto queste contraddizioni trovano certe volte una forma fulminante, affascinante. È sicuramente un luogo di grande vitalità, dove la gente attraverso varie cose cerca di mettere in ordine il caos della propria vita. Pirandello si definiva il figlio del caos, ed è nato in una casa, in una campagna vicino a Agrigento, che si chiama la Valle del Caos, e quindi il nome è un destino a volte. E questa casa oggi purtroppo non ha il fascino che aveva allora, perché sciaguratamente gli amministratori locali hanno deciso di farne una casa museo digitale, cioè era uno di quei musei meravigliosi dove tu vai e trovi il letto dove ha dormito Pirandello, la scrivania, i libri, i quadri che dipingeva, perché era anche un grandissimo pittore, e oggi non c'è più niente di tutto questo. Tu li vedi ma digitali, in finestre digitali. E poi hanno fatto un enorme parcheggio per bus per portarci queste tonnellate di turisti, e ovviamente hanno rovinato tutto. Sicuramente hanno rovinato la possibilità che ci lavorasse uno come me, perché non si può inquadrare nulla, non si può vedere niente. Quindi io ho dovuto ricostruire tutta Agrigento, purtroppo è in queste condizioni. Chiunque l'abbia visitato sa che è un luogo dove c'è vicino una cosa tra le più belle che c'è nel mondo, i templi, e vicino però c'è la testimonianza di che cosa può fare di orrendo l'uomo, ed è l'Agrigento moderna. Quindi io ho dovuto ricostruire una Sicilia fantastica, e questo è stato un grande vantaggio, perché ho girato un pezzo a Erice, un pezzo a Trapani, un pezzo a Palermo. Ho ricostruito una Sicilia della mente e del cuore, inventandomela, con l'aiuto dei miei collaboratori bravissimi, già da Calabria, scenografa, e poi la costumista Maria Rita Barbera. Quindi abbiamo rifatto un po' il paesaggio che Pirandello si trovava sotto gli occhi quando tornava in Sicilia. In questo film, che è appunto un omaggio all'atto della creazione artistica, credo sia anche un omaggio alla vita proprio, e anche al teatro, forse anche come luogo. Una cosa che mi ha molto colpito è che il teatro appunto è vivo, è un luogo in cui anche la comunità si incontra a tutti i livelli. Certo. E quindi insomma che questo credo che sia veramente... Sì, perché l'ispirazione è un atto vitale. Può sembrare una cosa molto astrusa da raccontare, ed è un po' l'azzardo del film, cioè raccontare uno scrittore al lavoro. Ma come si fa? Perché di solito si vedono quelli che scrivono a macchina, però uno non ha nessun tipo di emozione. Qui ci siamo divertiti anche a mettere in scena un personaggio, però nella sua fragilità, nella sua simpatia, nel suo contatto con un'umanità che veramente lo tocca. Tutta la vita Pirandello ha girato intorno a quei luoghi, anche quando è diventato il Pirandello di fama mondiale, perché Pirandello prima ha avuto... Il film mescola fatti veri e fatti di fantasia. Per esempio la Balia è stata veramente una figura chiave nella vita di Pirandello, perché Pirandello aveva una famiglia, come si dimostra da tutte le sue opere, totalmente sconclusionata, oggi si direbbe disfunzionale, un padre che lui odiava, e questa Balia era per lui bambino un riferimento, un porto sicuro di affetto, ed è stata anche la donna che gli ha raccontato, totalmente analfabeta, Maria Stella, che gli ha raccontato le favole che poi lui ha riversato nella sua opera. Per esempio la famosa favola del figlio cambiato è una storiella che gli raccontava Pirandello. Pirandello ne era anche spaventato, perché pensava sempre di non essere figlio di suo padre, anche perché non lo voleva come padre, quindi pensava veramente che fosse stato uno scambio, e tutta la vita lo ha pensato. E quindi diciamo c'è un omaggio a una figura chiave come Maria Stella. Poi per esempio chi ha avuto modo di leggere qualcosa su Pirandello andava in questa biblioteca bellissima che si chiama Biblioteca Lucchesiana, e c'era un bibliotecario che gli raccontava tutte le storie di corna
di Agrigento. E lui poi tornava a casa e se le metteva secondo un suo schema e poi le ritroviamo nelle sue opere, variate ovviamente in senso artistico e poetico. E poi, insomma, lui a un certo punto va come a studiare a Bonn, ed è molto interessante perché Pirandello era veramente un personaggio. Per esempio, lui andò a Bonn, scriveva al padre dicendogli che aveva fatto tutti gli esami, non era vero niente, non aveva fatto manco uno. Balle con su balle continue. Nonostante questo, poi era un uomo di genio totale, anche un grandissimo intellettuale, però appunto prima di partire per andare a Bonn, lui fece uno studio di 2 anni sulla parlata siciliana, che è la tua tesi di laurea. Per questo poi io ho voluto girare il film in siciliano, perché volevo che si sentisse proprio una musica diversa che non può essere l'italiano. L'italiano l'ho dato a Pirandello perché Pirandello era già un grande personaggio, non era diciamo alla fama mondiale, però in Italia era appunto l'erede di Verga e quell'altro è veramente uno spunto vero, cioè lui nel 1920 andò a fare il discorso ufficiale al compleanno, 80° compleanno di Verga, e accanto a lui c'era Benedetto Croce che era il ministro della cultura. Verga non volle andare perché era in polemica con l'establishment letterario che considerava lo avesse dimenticato e quindi fosse un riconoscimento tardivo. E quindi loro si incontrarono questo pomeriggio a Catania e io ho immaginato un dialogo di cui non si sa nulla perché nessuno sa che cosa sono detti. Ci siamo divertiti a immaginare che cosa potevano essersi detti questi 2 grandi scrittori che in un certo senso si scambiano un testimone. E noi metaforicamente come loro ci scambiamo testimone, nel senso che lasciamo la palla a voi, quindi se c'è qualcuno che vuole chiedere qualche curiosità, ma anche solo appunto condividere quello che il film vi ha lasciato, non siate timidi. Solo una curiosità a proposito delle fonti. Lei ha anche messo dentro qualcosa della biografia del figlio cambiato di Camilleri? L'ho un po' sentito nel discorso della Balia e poi vabbè No, l'unica cosa prima. che non è solo di Camilleri, perché Camilleri che è stato anche lui un grandissimo esegeta di Pirandello, lo ha preso a sua volta da una biografia molto importante di Gaspare Giudice, che è anche il motivo della mia riconoscenza con Sciascia, perché io molti anni fa, quando stavo a Palermo, Sciascia non guidava, io spesso lo accompagnavo, eccetera, e un giorno mi dice fermati, scende dall'automobile e torna con un pacchettino che era questa biografia che io cercavo e non trovavo perché non c'era più in ristampa, e lui se l'era fatta mandare e me l'ha regalato. Io lo considero un segno, diciamo, un po' il viatico, e Camilleri si rifà molto a questa biografia. Mi spiace, io sono solo perché questi giri li ho fatti con Ficarra, Picone e Servillo. Allora, la cosa straordinaria di Ficarra e Picone è che loro fanno diventare queste occasioni degli spettacoli straordinari. Io non posso, come dire, competere con loro, chiaramente devo giocare su un altro piano. Soltanto come una sensazione, una percezione. Quando c'era lo spettacolo, proprio la messa in scena dei 6 personaggi, c'era talmente tanta intensità e profondità proprio all'interno proprio della scena che mi sono sentita pubblico lì. Cioè era talmente così inclusivo che a un certo punto ho detto Dio, ma mi sembrava di essere seduto esattamente, non con quelle critiche ovviamente, però la percezione è fortissima, quindi proprio di essere in teatro, quindi un grandissimo valore. Un po' appunto una vertigine, perché sia loro, Ficarra e Picone, che stanno, Nofri e Bastiano, sì, che tutto il pubblico del Valle, di cui noi non sappiamo niente, se non che c'è una cronaca incredibile che scrive Orio Vergani, perché la sorella Vera era la figliastra della prima volta che si è fatta la commedia, e Orio Vergani scrive per noi l'unica testimonianza completa, perché poi ci sono altre testimonianze, questa è la più completa di tutto quello che è successo,
compreso il comportamento di Pirandello, che per la prima volta, perché di solito non lo faceva, va a prendere gli applausi, che in questo caso sono insulti. Quindi lui sente il tumulto e dice no, io devo andare, con questa aria che io mi sono immaginato, beffarda, ma anche, come dire, non indifferente a quello che sta succedendo, perché magari dice ho fallito, cioè, sono cose terribili quelle che succedono a un autore quando si trova così contestato. Quindi sicuramente questo, quello quando dicevo il pubblico è un po' protagonista, perché me l'hanno detto tanti, quello che mi sta dicendo lei. Voi per la bravura di questi attori che hanno fatto una cosa bellissima, mentre lo giravamo ci dicevamo dobbiamo farla proprio in teatro, perché noi ne abbiamo fatto dei pezzi, ma veniva voglia di farla. Voi perché crea un doppio pubblico, il pubblico che c'è lì sullo schermo e il pubblico che siete voi. Questo è, credo, un effetto importante. Molto potente, grazie. Secondo me è appunto un film, no, sul rapporto tra l'autore, i personaggi e il pubblico. Volevo capire se ha qualche idea su come c'è questo stravolgimento tra la prima, no, in cui Pirandello ha avuto delle critiche enormi, e il fatto che invece negli anni poi diventa un'opera tra le più ammirate, no, nel teatro, no? Ecco, questo stravolgimento non so se da cosa possa essere legato solo al fatto che è un autore estremamente famoso e quindi c'è da parte della critica poi un aiuto, oppure da che cosa Guardi, dipende? no, il fenomeno è un fenomeno veramente curioso, perché non è che passano anni, cioè quella è la prima tappa di una tournée che prevedeva subito dopo Milano, dico nel 1920, e quando va a Milano, al Manzoni, è un successo pazzesco. E allora io penso che sia, adesso dico una cosa che può sembrare antipatica, ma che sia l'Italietta che ogni tanto si vendica del talento. Cioè sono dei fenomeni strani, ma sono un fenomeno di teppismo. Ora ovviamente ci sono 1000 altri casi, per esempio la Sagra della Primavera di Stravinsky è stata altrettanto, cioè quando nasce un capolavoro non è facile riconoscerlo subito e ci può essere una reazione di paura, di resistenza. In quel caso, in quella Roma, in quella atmosfera, io penso che ci sia stata, c'era già qualcuno che sosteneva che Pirandello, tant'è che Pirandello nei suoi personaggi fa quella battuta che avete sentito anche voi, che possiamo farci se ci arrivano queste commedie di Pirandello, che chi lo capisce, perché era già un autore complicato che stava complicando le cose del teatro, non accontentandosi più di un piano soltanto della rappresentazione. Quindi io penso che lì c'è stato un concentrato di quel fenomeno inconscio per cui un pubblico diventa, io dico Italietta per dire che ce l'abbiamo anche oggi, vistose rappresentazioni ogni tanto che vengono fuori, e si manifesta in maniera inconscia perché non c'è nessun programma, solo così può spiegarsi che dopo una settimana quell'opera diventa acclamata. Beh, intanto complimenti perché il film è bellissimo, per cui Grazie. il tuo ritorno ci tira su di morale di sti tempi, non è poco. Una questione linguistica, visto che siamo in Friuli, dove il tema del dialetto, eccetera, certo, è molto sentito. Ma che siciliano è quello che sentiamo? Perché non credo che esista il siciliano, no. Credo sia un siciliano, ma come Guarda, dire, ti dirò che particolare. ho fatto un'operazione strana perché io ovviamente parlo un siciliano che è un siciliano in massima parte palermitano, però io ho voluto prendere come consulente un puparo che con me ha ripassato tutto il testo, perché ovviamente chi parla a Nofrio e Bastiano,
a me è sembrato che il mondo dei pupi fosse il più vicino, il siciliano che usano i pupari, che è veramente molto ricco, fosse il più vicino a quello che io volevo trovare. E quindi mi sono fatto aiutare da Mancuso, che è proprio un erede di una dinastia di pupari. Ora, per dire come poi tutto questo faccia parte di una civiltà, i pupari sono stati per un certo periodo della storia in Sicilia veramente quelli che avevano un rapporto diretto con il mondo popolare, il pubblico popolare, perché erano spettacoli fino agli anni 50 cui assistevano solo i maschi, non andavano le donne, e succedevano una cosa che ti dà la misura di come in Sicilia il confine fra finzione e realtà sia veramente labile, per cui certe volte magari c'era l'episodio famoso di Roncisvalle con una caduta di 10.000 paladini di Carlo Magno, perché raccontano l'epopea di Carlo Magno. E allora, quando succedeva che morivano in scena 10.000 pupi paladini di Carlo Magno, il pubblico, alcuni del pubblico rimanevano in sala furibondi e volevano conto e ragione da Cano di Maganza. Quindi prendevano sto pupo e lo distruggevano, e solo quando era distrutto se ne andavano. Allora, questo per dire come questa cosa del tenere nella propria vita una dimensione per cui la vita è sempre anche un po' recitata, è una cosa che è molto viva in Sicilia, molto viva. Beh, mi associo ai complimenti ovviamente. A me è piaciuto tantissimo questo continuo spostamento di soggetto, diciamo, tra i vari protagonisti. Credo che sia stata una genialata di Pirandello, però nel film emerge, e lo ha fatto notare, emerge benissimo, no? Questa continua trasposizione tra chi è l'attore, chi è vero, chi è reale, la finzione. Bello, bellissimo. Questo è un po' il nucleo proprio da cui sono partito, cioè ho sempre pensato che Pirandello ha messo a posto una cosa fondamentale in generale, ed è il motivo per cui è diventato un aggettivo, perché noi diciamo adesso pirandelliano per indicare delle cose che non sapremmo dire in altro modo, così come dici, kafkiano. E io penso che lui abbia da un lato sistemato il nostro bisogno continuo di essere qualcun altro oltre a quello che siamo già, e dall'altra sicuramente per quella che è la lettura della Sicilia che lui fa, il fatto che la gente ha sempre bisogno di un'altra vita per rendersi sopportabile la propria. Allora questa relazione continua in cui non si capisce più chi è che parla, cioè Nofri e Bastiano cominciano quella loro farsa, e quella loro farsa ovviamente attinge alla vita. Loro prendono in giro Mimmo Casà, che è quello che gli fa i torti, che gli fa dei soprusi, e immediatamente diventa protagonista il pubblico, perché il pubblico se la vuole raccontare come vuole. C'è la moglie che ha una versione dei fatti, c'è il Mimmo Casà, comincia a esserci, e quella cosa lì, ecco, è un'intuizione secondo me geniale di Pirandello, e per me è anche il modo per spiegare da dove viene fuori un'idea così, questo relativismo, questo cambiare completamente lo sguardo, proprio il cannocchiale, rovesciare il cannocchiale e vedere la realtà in un modo diverso, che ha fatto Pirandello in quegli anni, stessi anni, guarda caso, in cui lo faceva Freud, in cui lo faceva dopo poco Einstein. C'è un bellissimo resoconto di un incontro tra Pirandello e Einstein, dove si raccontano barzellette. Cosa possono fare due uomini di genio che hanno fatto, uno la teoria della relatività, uno i 6 personaggi? C'è un momento che mi ha colpito un po', quando Onofrio quasi implora il maestro affinché dia dignità al finale. Ecco,
se può dare un commento a questo, perché per me è come se stesse chiedendo, come se si chiedesse ad un intellettuale, uno scrittore, appunto di dare dignità a quella che è una realtà che tante volte non ti accontenta. delude. Pirandello ha una caratteristica per il suo tempo, devo dire, unica. Lui ha raccontato, testimoniato il suo rapporto con i personaggi, come nessun altro scrittore ha fatto. Perché, vabbè, c'è una novella proprio che si chiama Colloquio con i personaggi, quel fogliettino che voi vedete all'inizio del film nel treno, sono sospese le udienze, quello è un autografo di Pirandello nel suo studio. Cioè Pirandello era ossessionato, era invaso dalle voci dei personaggi che premevano alla sua immaginazione. E io ho voluto raccontare questo in sostanza. Quindi questi due, Nofrio e Bastiano, che noi vediamo come persone concrete, noi possiamo pensare anche che siano dei personaggi. E quindi il colloquio dopo la recita in cui i due amici rompono i loro rapporti, diventa un dramma, e chiedono, vogliono dare la loro versione dei fatti al drammaturgo, all'autore, no? Quindi diciamo il personaggio di Nofrio, che è il drammaturgo, che si sente ferito, che è anche, diciamo, in qualche modo accusato dall'altro di essere un traditore perché sta con la sorella dell'amico, e chiede proprio un intervento d'autore. È anche lui un personaggio in cerca d'autore. E, insomma, quella è una scena in cui io ho voluto raccontare proprio quello che mi sono sempre immaginato. Quelle sono parole proprio di Pirandello, che dice che i personaggi lo vengono a trovare a una certa ora e vogliono essere tutti ascoltati e risolti. Non c'è una parola mia, tutto Pirandello. E questa cosa qui, anche quella bellissima battuta che dice Toni Pirandello, cioè noi autori cerchiamo di rendere plausibile quello che non lo è. E quella è un po' la chiave, secondo me, con cui Pirandello si è mosso proprio da autore, intervenendo sempre a partire da fatti veri, anche cruciali della propria vita. Persino nei suoi personaggi sono 1000 riferimenti alla sua vita, ma che coinvolgono la vita di tutti. Siamo tutti personaggi in cerca d'autore, questa è la chiave straordinaria. Io non conosco nessun altro scrittore, diciamo, che ha avuto tanta influenza quanto Pirandello, al di là se piaccia o meno. Comunque, se uno va a vedere, quasi tutti i grandi del Novecento testimoniano che l'influenza principale è stata Pirandello. E noi, Roberto, proprio sulla questione persona-personaggio abbiamo fatto il nostro claim, in qualche modo, il nostro slogan: la vita è un film. Siamo tutti un po' anche dei personaggi della nostra vita, e ovviamente con tutto quello che questo comporta. Ma c'è di più, noi siamo convinti, come anche tu insomma ci hai mostrato nel film, che il teatro e il cinema possono essere dei luoghi vivi, anche dei luoghi in cui si discute, dei luoghi in cui una comunità vive e partecipa. E non a caso, appunto, come ti ho avuto occasione di farti vedere prima, abbiamo creato questo slogan: solo il cinema, al cinema è cinema, per rilanciare, per sottolineare in maniera anche ridondante in qualche modo questo concetto. Quindi volevo chiederti per te se è vera questa affermazione. Guarda, io proprio come generazione, per me esiste veramente solo la sala. Cioè non saprei minimamente rinunciare. Non è che voglio fare il nostalgico, il passatista. È chiaro che le cose sono cambiate, irreversibilmente cambieranno, però quello che a me mi affascinava e mi affascina è stare in una sala in mezzo lì, e lo schermo ti si propone come un luogo di allucinazioni. In casa, anche se c'hai uno schermo enorme, questo non può accadere. E questo aspetto qui, per cui prende vita un'allucinazione che ti coinvolge perché è la tua vita. Certo, una volta sarà il racconto di Pirandello, un'altra volta sarà A qualcuno piace caldo, un'altra volta sarà un gangster di un altro. Però ecco, quell'allucinazione, questo rito per cui un pubblico al buio riceve queste allucinazioni come fossero proprie,
è una cosa che è legata al cinema ed è una grande, grande gioia. Grazie Roberto. Noi per salutarti abbiamo il piacere di darti la nostra Cinema Zero Card per essere sempre parte del nostro mondo e naturalmente la nostra borsa La Vita un Film, che è utilissima anche se vai al cinema perché si illumina nel buio. Quindi insomma. Grazie. Buona serata.